Buongiorno da Sicilia 24, questi i nostri titoli di oggi. Il femminicidio di Sara Campanella, il giudice del Tribunale di Messina nega la perizia psichiatrica d'Argentino, in carcere con l'accusa di avere ucciso la giovane il 31 marzo. Catania, fiori sul lungomare per Santoré, ucciso da un posteggiatore abusivo, ancora rabbia e dolore, il monito dell'arcivescovo Renna, non si alimenti l'odio. E ancora emergenza spaccate a Palermo, furti con vetrine in frantumi vanno in scena quotidianamente in centro e periferia, commercianti e residenti esasperati. Palermo, via Basile come l'ippodromo, residenti svegliati all'alba dal rumore degli scooter che sfrecciano per scortare i calessi nella corsa clandestina di cavalli. Aiuti umanitari a Gaza per la popolazione colpita dagli attacchi di Israele, tra gli attivisti della Freedom Flotilla anche Greta Thunberg. Per i siciliani il via all'estate con spiagge affollate, siamo stati a Fontane Bianche e a Siracusa. Serata agrodolce per lo sport siciliano, nella semifinale scudetto di basket Trapani perde in casa contro Brescia, nel calcio a 5 vittoria al fotofinish per la Meta Catania che batte 3-2 Avellino e il sogno tricolore continua. Ancora ben trovati, torniamo sul femminicidio di Sara Campanella. Il giudice dice no alla richiesta di perizia psichiatrica del suo assassino Stefano Argentino. Francesco Triolo. Niente perizia psichiatrica su Stefano Argentino, il giovane detenuto con l'accusa di aver ucciso Sara Campanella nel pomeriggio del 31 marzo a Messina. Il giudice per le indagini preliminari Eugenio Fiorentino ha respinto la richiesta presentata nei giorni scorsi all'avvocato Giuseppe Cultrera, difensore di Argentino, che aveva sollecitato l'avvio di un incidente probatorio proprio sulla valutazione dello stato psichico del giovane. L'avvocato di Argentino aveva motivato l'istanza sottolineando che il padre della ragazza in cura per un disturbo psichiatrico dal 2016 aveva allegato una dettagliata relazione firmata dalla madre del giovane, nella quale si descriveva la situazione familiare. Nonostante queste argomentazioni, il giudice ha deciso di non autorizzare l'incidente probatorio. La decisione, tuttavia, non esclude che una perizia psichiatrica possa essere disposta nel corso di un eventuale processo. L'avvocato Cultrera starebbe valutando anche l'ipotesi di presentare ricorso in Cassazione. Fiori, dolore, rabbia per Santoré, ucciso a Catania ad Ognina da un posteggiatore abusivo senza permesso di soggiorno. Catania, ma anche Mascalucia, dove viveva la vittima, sono comunità sconvolte. Sull'argomento è intervenuto Monsignor Renna, ha detto non si alimenti l'odio, al rancore si risponda con il perdono. Tonino De Mana. Catania è ancora sotto shock per la morte di Santoré, trentenne pasticcere del Bar 40 e padre di una bimba di 4 mesi assassinato ad Ognina da un posteggiatore abusivo, John Obama, originario dello Zimbabwe con precedenti penali e senza permesso di soggiorno. Una morte che ha sconvolto l'intera comunità che ora sollecita controlli e sicurezza. Dolore e rabbia si mescolano a Piazza Mancini Battaglia, teatro dell'omicidio. Via Incenso Giuffrida, Corso Sicilia, Piazza Borgo, via Paolo Bentivoglio. Il signor sindaco, lui quando cammina con la sua Vespa non lo vede che cosa c'è in giro? Quel signore doveva essere espulso dall'Italia perché era un criminale e c'erano le prove del fatto che era un criminale. È una cosa che davvero ha colpito il cuore di tutti. Anche se in questo momento io vedo qui nel posto un silenzio assordante anche della comunità. Due testimoni oculari e le immagini dei sistemi di videosorveglianza inchiodano John Obama, da ricostruire il movente che potrebbe essere legato ad un diverbio per la restituzione di alcune vaschette di plastica. Sconvolta pure Mascalucia, dove Santo viveva. La comunità di Mascalucia è sconvolta per i gravi fatti accaduti. Santoré non è più tra noi. Un grande uomo, un grande lavoratore, un giovane padre di una piccola bimba. Non potrà purtroppo riabbracciare i propri affetti familiari. Questo per fatti veramente futili e criminosi. Proclamiamo il lutto cittadino affinché possiamo manifestare la nostra vicinanza alla famiglia. Sulla barbara uccisione di Santoré è intervenuto anche l'arcivescovo Renna. Non alimentiamo odio verso gli stranieri, ha detto. Possa il Signore donare conforto e forza ai familiari in questo momento di indicibile dolore. E ieri domenica, giornata festiva, non si è fermata l'azione dei parcheggiatori abusivi. I cittadini denunciano altri danneggiamenti. Sentiamo.
terra di nessuno, o più semplicemente di bande di extracomunitari che presidiano e controllano il parcheggio AMT di Corso Sicilia. I vetri in frantumi per terra mostrano l'ennesima azione vandalica. 3 le auto danneggiate in poche ore, l'ultima in ordine di tempo è ancora ferma sul piazzale. Anche in questo caso, si spera, saranno le telecamere di videosorveglianza a fornire elementi utili agli investigatori. Nel parcheggio non sorvegliato incontriamo un ragazzo del Gambia, arrivato in Italia con un barcone. È difficile per me a vivere la strada. Da dove vieni? Io sono africano, nero e siciliano, gambiano. Come sei arrivato in Italia? La barca. Cosa ti aspetti dall'Italia? È buono. Anche il professore è bravo. Tu sei qua per guadagnare qualcosina, giusto? Sì, certo. Io voglio qua per aiutare persone, anche rispetto, anche per loro è meglio come la gente è meglio, loro ti la fanno bravi. Se tu dovessi vedere qualche persona che rompe un vetro, che fai? Che faresti? No, io ti reagirò. Detto cosa tu hai fatto così, non è buono, anche non è giusto. Oltre ai danni alle auto e alcuni soggetti che alzano il gomito, registriamo nuovi episodi di violenza. Sono uscito con il carrello pieno, mia moglie è stata proprio aggredita da un ragazzo di colore che per forza voleva i soldi del carrello. A quel punto mia moglie, che giustamente gliel'ha lasciato, c'erano 2 euro, non è per i 2 euro, voglio dire, per se stesso ha fatto spaventare mia moglie. Problema sicurezza da affrontare urgentemente, come ribadisce Bonaccorsi. Qui c'è un problema serio che va affrontato e invochiamo l'intervento del prefetto e della questura, perché non è possibile vivere in queste condizioni. Per il nuovo prefetto Signoriello arriva la prima sfida del suo mandato. E ancora emergenza spaccate a Palermo, non solo centro storico ma anche nella periferia. I furti con vetrine che vanno in frantumi sono praticamente quotidiani, i commercianti e residenti sono esasperati. Marco Gullà. È una situazione insostenibile perché la notte noi commercianti non dormiamo più, siamo ridotti a fare delle barricate con delle piante, come potete vedere. Esasperati, quasi rassegnati come questo commerciante. A Palermo è ormai emergenza vetrine spaccate, non solo nel centro storico, furti e rapine travolgono anche le periferie. Qui siamo al CEP, la vetrina di una farmacia in frantumi, il bottino di pochi euro. Una volta dentro la farmacia si sono buttati sulla cassa senza neanche considerare i prodotti esposti sugli scaffali. Siamo nelle mani di nessuno perché comunque non ci sentiamo tutelati neanche dalle forze dell'ordine, perché capisco che sono a ridotto di personale, ma non ci sono volanti la notte che girano. Abbiamo paura ogni mattina di trovare un'attività aperta, abbiamo paura ogni mattina di capire a chi è successo, perché poi alla fine ci conosciamo un po' tutti, quindi è un dispiacere continuo. Quindi questo chiediamo, più controlli per favore. Rapine, furti, paura, commercianti e residenti chiedono un intervento concreto da parte delle istituzioni. Però ora ogni notte sistematicamente, è una cosa da film, c'è una cosa di reale, noi non siamo preparati anche psicologicamente a sostenere una cosa del genere. Qui c'è il deserto, già alle 8 c'è il deserto, la gente scappa, va via perché ha paura. Il modus operandi dei banditi è sempre lo stesso: auto a forte velocità contro la vetrina che va in frantumi, blitz nell'esercizio commerciale e successivo furto, così come nel centro storico, dove i commercianti fanno anche le ronde per proteggere le loro attività. Niente, noi ogni mattina siamo curiosi di capire quale saracinesca verrà spaccata e non penso che sia una cosa normale. A Capaci 7 le persone denunciate per la rissa della scorsa notte davanti a una panineria. I militari, dopo le prime indagini, sono riusciti a risalire agli autori anche grazie alle segnalazioni che sono arrivate al 112. E adesso, sempre a Palermo, una strada che si trasforma in un ippodromo. È accaduto in una via, si chiama via Ernesto Basile, dove peraltro anche negli anni passati si erano verificati episodi come quello che vi sta per raccontare Marco Gullà.
La strada che diventa pista in città come all'ippodromo. Corsa di cavalli questa mattina in via Ernesto Basile a Palermo. All'alba i residenti sono stati svegliati dal frastuono di una trentina di scooter che proteggevano la corsa dei due driver alla guida dei calessi. In questi giorni, più volte di notte, alcuni calessi sono passati nella zona di via Bergamo, via Paolo Emiliani Giudici fino alla zona della stazione. Allenamenti sono stati visti nella zona di viale Regione Siciliana e anche a Brancaccio. Questa mattina l'epilogo degli allenamenti con tanto di video postato sui social. La gara è partita alle 6 e i due calessi hanno percorso via Ernesto Basile, nei pressi dell'università. Non è la prima volta che una gara ippica viene scenata in questa strada, teatro di pista in questi ultimi anni anche viale Regione Siciliana e viale dell'Olimpo. E continua a fare discutere la sentenza del Tribunale di Catania che ha assolto un docente universitario dall'accusa di violenza sessuale su 7 studentesse che avevano denunciato comportamenti molesti. Ai nostri microfoni l'avvocato critica le motivazioni e annuncia il ricorso. Lorena Dolci. Si può dire che è grottesca, surreale, pensare che a seconda di come viene toccato il seno si può configurare o meno la violenza sessuale. Su questo ovviamente poi la Corte d'Appello, poiché anticipo ci sarà appello avverso questa sentenza, la Corte d'Appello magari la vedrà in maniera diversa. Annuncia battaglia legale l'avvocato di una delle 7 studentesse che avevano denunciato il docente dell'Università di Catania, Orazio Torrisi. 9 anni di processo, troppi, molti reati prescritti, per gli altri assolto con motivazioni che sembrano farci tornare indietro di 50 anni. Pare che non sia stata ben descritta la volta in cui il professore da dietro l'ha presa, l'ha cinta e le ha toccato il seno, quindi anche lì non è stata abbastanza provata o abbastanza dettagliatamente descritta quella situazione. E la stessa cosa vale per quando la ragazza dice mi si è buttato addosso, il giudice dice non si comprende in che termini, come se il buttarsi addosso fosse un fatto naturale. I giudici insomma, pur definendo in alcuni passaggi il comportamento del professore come predatorio e ossessivo, finiscono per non credere alle studentesse. Si mette in discussione la credibilità delle persone offese, io ovviamente parlo della mia, come se non avesse sufficientemente fornito la prova che quel fatto è avvenuto e come è avvenuto. Il fatto di non essersi opposta con la forza o di non averlo raccontato non è elemento, non è sintomatico del consenso e del fatto che in effetti gradivano quei comportamenti. Anche il Policlinico di Catania ha dato mandato ai propri legali di presentare appello contro la sentenza di assoluzione, ricordando che Torrisi era stato licenziato per questa vicenda. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a partire dall'1:50 circa le immagini delle telecamere del sistema di sorveglianza mostrano attività stromboliana al cratere di sud-est con nube eruttiva che si disperde in direzione sud-ovest. Seguiremo ovviamente tutto anche nella prossima edizione del nostro telegiornale. Da Catania a Gaza, la Freedom Flotilla salpa dalla Sicilia verso la striscia con un carico di aiuti per la popolazione. Tra i volontari c'è anche l'attivista Greta Thunberg. Emanuela Corsi. Da Catania a Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione colpita dagli attacchi di Israele è l'obiettivo del gruppo di attivisti e volontari della Freedom Flotilla Coalition, che una volta lasciato il capoluogo etneo a bordo della Medellin tenteranno di raggiungere la striscia di Gaza per fermare l'embargo e portare beni di prima necessità. Yasmin, quali beni avete raccolto in questi giorni a Catania? Tutto quello che Israele non permette di far entrare a Gaza da prima del genocidio, come cibo, medicine, latte in polvere per neonati, pannolini o tutte quelle cose che al momento non esistono a Gaza. Perché avete scelto proprio Catania per salpare e raggiungere poi Gaza? Perché la Sicilia è stata molto gentile con noi, l'Italia è stata gentile e qui vediamo la solidarietà e ci sentiamo al sicuro, perché molti porti nel mondo non ci vogliono. Tra le persone a bordo della Medellin anche Greta Thunberg, attivista nella lotta contro i cambiamenti climatici, da venerdì a Catania per tutte le giornate dell'iniziativa. Se abbiamo ancora un'oncia di umanità rimasta, è qui per combattere per la Palestina e per i diritti della Palestina, per la Palestina libera.
Poche settimane fa l'equipaggio della Freedom Flotilla Coalition aveva tentato di raggiungere la striscia, ma al largo delle coste di Malta era stato intercettato e attaccato da droni israeliani. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, poi vi portiamo a vedere le spiagge affollate, già affollate, di Fontane Bianche. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, le temperature si aggirano intorno ai 30 gradi, i siciliani dunque ne approfittano per dare il via anticipato all'estate, spiagge piene in tutta l'isola, noi siamo andati nelle spiagge siracusane di Fontane Bianche. Francesco Aloi. Si apre l'ombrellone, inizia l'estate. Per il calendario bisognerà aspettare ancora 3 settimane. Per il meteo invece la bella stagione è già arrivata. Mio marito da stamattina è in pensione, per cui è la prima cosa da fare. Quindi motivo per festeggiare? Assolutamente sì. È arrivata l'estate ed era l'ora. Ora vediamo, però a entrare è un po' fredda l'acqua comunque. Nella prima domenica di giugno la meta preferita è la spiaggia. Qui siamo a Fontane Bianche, Siracusa, in quella che molti chiamano i Caraibi di Sicilia. Come vedete la spiaggia è piena, il mare è cristallino, attrae veramente tutti. Noi siamo stati ai Caraibi qualche anno fa, ma qui è anche meglio. Stupendo, veramente, posto paradisiaco direi, bellissimo veramente. Per i prossimi giorni nelle previsioni c'è soltanto un simbolo, il sole. Temperature in aumento e quindi combo perfetta per andare al mare. Devo dire che siamo passati da ancora un po' di fresco a che invece si sta morendo di caldo. Come sempre in spiaggia c'è chi preferisce restare tutto il tempo in acqua e chi invece ne approfitta per abbronzarsi. Soprattutto essendo libera la domenica una ne approfitta, no, con questo caldo. E se dovete ancora fare il primo bagno di stagione, che dire, il mare vi aspetta. E adesso ci spostiamo un po', Faro in festa, infatti a Punta Secca siamo nel Ragusano, apertura straordinaria e visita guidata con il personale del comando Zona Fari Sicilia, alla scoperta di curiosità sulla lanterna che illumina il mare. Veronica Barbarino. 141 gradini a chiocciola più una scaletta in ferro per uno spettacolo mozzafiato. Il faro di Capo Scalambria a Punta Secca apre le porte ai curiosi per una visita guidata grazie al comando Zona Fari Sicilia. Ancora oggi i segnalamenti marittimi costituiscono un aussilio alla navigazione importantissimo. Il compito dei comandi Zona Fari è quello di mantenere 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in piena efficienza tutti questi ausili alla navigazione. Commissionato da Federico II, re delle due Sicilie, il faro di Punta Secca ha una storia di circa 170 anni e ha ospitato generazioni di guardiani. E c'è chi, con la nonna prima farista donna d'Italia, lì dentro c'è pure nato. Immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e quindi si può dire che è stata la prima farista d'Italia. E il mio mondo nei fari nasce da lì, poi l'ha fatto papà, che è andato per un po' a lavorare al faro di Caporossello insieme a lei, e poi quando si trasferì, una volta sposato, nel 66 sono nata io, all'interno del faro di Punta Secca. Suggestivo la sera, imponente di giorno, il faro è stato anche simbolo di aggregazione negli anni 60 in paese. Il personale farista viveva agiatamente rispetto alla popolazione perché aveva il suo giardino, aveva il pollaio, aveva una casa dove c'era un forno. E nel periodo invernale io mi ricordo che tutti gli abitanti di Punta Secca venivano dentro il faro per fare i biscotti, fare focacce. Oggi continua a illuminare il mare, dando sicurezza e speranza a chi naviga. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi lo sport siciliano in una serata, quella di ieri, che mostra una parte chiara e una purtroppo scura. A tra poco. Siamo allo sport, nella semifinale scudetto Brescia vince contro Trapani anche in gara 2, mercoledì gara 3 a Brescia, solo un miracolo potrebbe rimettere in corsa i Granata. Sentiamo il servizio di Franco Cammarasano. Nella semifinale scudetto la Germani Brescia espugna anche in gara 2 il Palasciark.
Vince col punteggio di 77-85 e riduce quasi a zero le speranze del Trapani Shark di disputare una finale scudetto. Anche stavolta hanno fatto la differenza la solidità difensiva di Brescia e l'esperienza di campioni come Bilan, Dou, Ivanovic e Della Valle. Trapani pertanto è stata costretta sempre a inseguire, ricacciata indietro ogni qualvolta si portava sotto. Sul 77-80, a poco più di un minuto dal termine, Ivanovic e Della Valle siglavano i canestri decisivi e chiudevano il match a proprio favore. Mercoledì si va a Brescia per gara 3. Solo un miracolo però potrebbe rimettere in corsa la squadra siciliana. Adesso al calcio a 5, la Meta batte 3-2 Avellino e vola in semifinale scudetto, decide un gol di Bocao ai supplementari, festa grande per i 3.000 del Pala Catania, il servizio. Il cuore oltre l'ostacolo per una vittoria fortemente voluta e giustamente ottenuta. La Meta Catania batte al photo finish la Sandro Abate e vola in semifinale scudetto. Finisce 3-2 con il pubblico a far festa sugli spalti. Apre le marcature Turmena dal dischetto. La sua precisa conclusione fa esplodere i 3.000 del Pala Catania. Subito dopo arriva anche il raddoppio, ma all'ultimo secondo della prima frazione una sfortunata deviazione di Bocao riapre il match. Avellino continua a premere, ma Sichera è decisivo tra i pali. La Meta sfiora più volte il tris con Andersen e Turmena, ma a pochi secondi dalla fine subisce il pari beffa siglato da Galletto. Si va ai supplementari dove regna l'equilibrio. A spezzarlo ci pensa Bocao, ma gran parte del merito è di Capitan Musumeci. È il 3-2 che fa esplodere di gioia il Pala Catania. Finale thrilling, Turmena doppio giallo lascia la Meta in inferiorità numerica. L'Avellino assedia il fortino catanese che regge fino al suono della sirena. Poi la gioia incontenibile in campo e sulle tribune. Per la Meta il sogno tricolore continua. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Vi aspetto alle 14 per il prossimo appuntamento con l'informazione. Vi lascio con Emanuela Corsi per la rassegna stampa. A tutti una buona giornata.